Le cupole sono forse la parte più iconica e visibile della Basilica di Sant'Antonio a Padova. Allo stesso tempo sono anche la parte più fragile e attaccabile dal fuoco. Per questo motivo, anche dopo la spinta nata dal rogo di Notre Dame a Parigi nel 2019, si è cercato di metterle in sicurezza. Sono stati infatti presentati i lavori per l'ammodernamento del sistema antincendio, un complesso lavoro che vedrà l'installazione del sistema Water Mist, nebbia d'acqua. Il water mist, questo impianto ad acqua nebulizzata, funziona un po' come il lavaggio della macchina ad alta pressione. Si generano queste micro particelle di acqua a 30 bar, quindi molto più nuvola si forma, e quest'acqua tiene sotto controllo l'incendio e ovviamente riesce anche a spegnerlo una volta che l'innesco viene a essere assecondato. Un intervento di grande rilievo del valore complessivo di circa 1,5 milioni di euro che interesserà le cupole, il sottotetto, l'archivio storico della Veneranda Arca e la Biblioteca Pontificia Antoniana, nell'ottica di un piano di prevenzione integrata che coniuga sicurezza, innovazione e rispetto del valore storico-artistico dei monumenti. Per quanto riguarda la Basilica del Santo, sappiamo che nel 1749 ci fu di fatto un incendio e poi la basilica è stata preservata. E tuttavia proprio la complessità di un edificio così, le cupole, la biblioteca, gli archivi storici domandano davvero questo tipo di protezione e di cura, anche come senso di responsabilità per chi verrà dopo di noi. I lavori si concluderanno nella primavera del prossimo anno, prima del mese di giugno. Sono molto contento, l'Arca del Santo sta lavorando bene, sia il Presidente che tutti quanti i colleghi. Sono soddisfatto, veramente in genere dati non un esperto, avevo fortuna di avere il Presidente che è anche un esperto di antincendio, ha trovato una soluzione. Un sistema antincendio che permette di proteggere dal fuoco e che evita i danni alle opere quando entra in funzione, un ulteriore tassello di protezione per un sistema architettonico di valore mondiale.